Bene, allora passiamo al prossimo intervento. Velocemente abbiamo l'amico Gianni di qua. Gianni Ferrari, lo presento, è una persona veramente squisita. In tanti anni con cui ho avuto modo di operare con lui ho sempre trovato una grandissima disponibilità. Numerosi sono i suoi programmi di calcolo su tutti i tipi e misurazioni di meridiane. Ne accenno uno particolarmente, il programma di calcolo a riflessione. Penso che sia l'unico. Tutti gli mnemonisti italiani fanno riferimento non solo a questo, ma a tutti i suoi programmi di calcolo, e io anche naturalmente ne ho fatto un buonissimo uso qui ad Aiello, realizzando ben 7 calcoli di meridiane a riflessione. Tra l'altro oggi pomeriggio la seconda meridiana realizzata da Eligio D'Ambrosio è a riflessione, proprio riflessione. Praticamente uno specchietto cattura la luce del sole, la riflette come macchia luminosa sul quadrante dove si va a leggere l'ora. E conosciuto Gianni Ferrari anche non solo da tutti gli mnemonisti italiani, ma lui mantiene corrispondenza anche con tantissimi suoi amici di tutto il mondo, perché dall'America all'Australia, insomma, ha questo tipo di rapporto. Io lo ringrazio tantissimo di essere venuto qui ad Aiello. Ha realizzato insieme al professore Renato Deveta le 3 meridiane che inaugureremo alle 17:15 di oggi, e non dico niente, lascio che sia lui a parlare quindi di queste meridiane islamiche. Non so se mi sentite senza microfono, allora io preferirei senza microfono, perché avendo fatto l'insegnante sono abituato a parlare a voce abbastanza alta, in modo tale che più o meno tutti riescono a sentire. Io qui ho scritto, intanto prima di tutto ringrazio l'amico Pantanari, il Club Navarca, l'associazione Navarca che mi ha invitato, e Aurelio per le parole gentilissime che ha detto adesso, che come al solito è esagerato. Velocissimo, andiamo alle meridiane islamiche. Qua io ho scritto poche parole sulle meridiane islamiche, perché si deve da dire altro che per un quarto d'ora, quindi io cercherò in un quarto d'ora di essere veramente sintetico. Allora, passo subito a queste, che non sono meridiane islamiche. Voi tutti qua avete qui intorno delle meridiane che chiamiamo normali, chiamiamo così per distinguere dalle altre, che sono quelle meridiane che negli ultimi 600 anni, forse più, sono state costruite e realizzate in tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo, con differenti caratteristiche dal punto di vista estetico, di colore, di forme e di soggetti, che però hanno tutte un'unica una caratteristica comune. Tutte hanno le linee, certo devo trovare qui, qua, le linee che indicano le ore. Alcune non hanno neanche le linee, ma hanno i numeri delle ore. Qua ce le hanno. Queste sono altre che sono tutte hanno. Poi andate a guardare, più o meno alcune hanno le linee a forma di 8 per trovare l'ora, diciamo, media moderna, ma hanno le linee delle ore. Perché? Perché sono tutti strumenti realizzati per indicare e trovare l'ora del giorno. Le meridiane, chiamiamole islamiche, o meglio quelle ottomane, a cui dirò la differenza, in cosa differenziano? In tutto. Perché? Perché non sono mai state realizzate per determinare l'ora. Nelle prime, che furono costruite, cominciate a costruire più o meno dal 700 fino al 1300-1400, si trovano le linee orarie delle ore che usavano allora, ma non erano state costruite a questo scopo. Sono state sempre costruite per determinare, come ha detto prima il Cecotti, per determinare gli istanti di inizio dei periodi in cui il fedele deve recitare le 5 preghiere durante la giornata. 5 preghiere che sono soltanto 2 diurne, quindi le meridiane di notte non funzionano, però hanno trovato il sistema anche per indicare, utilizzare le meridiane, lo vedremo dopo, ve lo dirò velocemente, anche per quelle di notte.
Questa è una tipica meridiana, non è di quelle antiche, questa è relativamente moderna del secolo 1600. Questa è una meridiana che sta in un museo del Cairo e ha delle linee, queste per indicare le ore, la preghiera del pomeriggio, la preghiera di inizio della preghiera del pomeriggio è questa, le altre indicano quanto tempo deve passare ancora per arrivare alla preghiera del pomeriggio, 20 minuti, 40 minuti fino a 2 ore. Questa è la stessa cosa per la preghiera del tramonto, questa è per la preghiera della notte, quando inizia la notte, questa per quando inizia la notte, quando dice il Corano non puoi più distinguere il filo bianco dal filo nero, diceva così, cioè quando non ci si vede proprio più. Questa è quella dell'alba, quando, da se della parte prima Cecotti, quando comincia a comparire il primo lupore, proprio, non quando sono il sole. Questa è la preghiera del pomeriggio, perché sicuramente questa è qui ho indicato molto rapidamente questa specie di orologio, secondo i canoni, che sono cambiati, ma sono praticamente dal 700 fino adesso 1300 anni, che sono più o meno sempre quelli, salvo alcuni paesi del Nord Africa che cambiano un po' le cose. C'è una preghiera, mi scuserò con la pronuncia, dove sei, la preghiera del mezzogiorno, che non si resta mai il mezzogiorno perché il mezzogiorno è proibito, la preghiera del pomeriggio lasso, che è la più importante, la preghiera del tramonto, la preghiera della notte e la preghiera dell'alba. Queste sono le preghiere. Come erano le prime meridiane? Le prime meridiane sono semplicissime, anche perché sono ne abbiamo soltanto al massimo una decina di esemplari incompleti a famiglia, perché sono state tutte distrutte. Ne hanno costruite quante? Delle migliaia. Ma migliaia vuol dire migliaia, perché ogni moschea dell'Islam, abbiamo dall'anno 700, io ho parlato fino al 1400, anche dopo aveva una sua meridiana che serviva al muezzin, o meglio all'addetto che portava la meridiana, poi faceva il centro muezzin, quando è che era l'istante per chiamare fedele alla preghiera. Questo anche se qui sono alcune, questa è in Tunisia, voi vedete che l'aspetto non è quello delle nostre, questa è orizzontale, e c'ha delle linee che sono delle linee di preghiera, le ho studiate tutte, non mi ricordo quali preghiere sono, questa qui ho indicato anche questo, che sta a rappresentare il mirab è quella nicchia all'interno delle moschee sul quale il fedele deve girarsi per pregare, cioè indica la direzione della vita, è orizzontale, quindi per terra. Questa è su una colonna di una moschea in Algeria, qui questa è la linea della preghiera e anche questa, sono curve, non sono curve. Questa qui contiene delle linee delle ore antiche, però quella che conta di più è questa linea, è la linea della preghiera del pomeriggio, è di questa orizzontale, e questa è la direzione, messa così, della Mecca. Altre, questi sono da manoscritti, questo è un manoscritto del 936, voi vedete qui è indicata la linea della preghiera. Nei manoscritti in cui sono indicate non soltanto le linee, ma quelle che noi chiamiamo coordinate cartesiane, le utilizzavano già allora, nei primi libri, il primo testo è di Amon, che è quel matematico arabo che ha inventato l'algebra, per cui non ha algoritmo, da lui, che ha scritto anche un primo testo sul capo del meridiano. Non c'erano solo i disegnini, ma c'erano anche le tabelle numeriche delle coordinate dei punti, che noi pensiamo sia stato inventato nel 1600. Ne usavano tanto. Questo invece è molto più moderno, è del 1500, e qua ci sono varie curve che sono e le tabelle relative, quindi anche qua manoscritti, e questi manoscritti ne hanno scoperti negli ultimi 40 anni delle migliaia e non sono stati ancora del tutto tradotti da esperti, perché credo che anche se costo qualcuno ne ha fatto. Dove erano sistemati? Dicevo prima, nelle moschee dove in genere se ne trova ancora adesso, erano su degli stadi, non si
vicino a Tarini, ma abbiamo Meridiana era qua sopra, c'era un piano, questa scagliettina, queste erano che e c'è ancora Meridiana, dove l'addetto, si chiamava, dove possiamo perdere, andava sugli scalini, guardava Meridiana e poi faceva, come non so, col fazzoletto con la manina, un gesto a chi era sul Meridiana. Molte altre erano, le avevano attaccate, lastre verticali, alle basi dei mineri. Questa è una moschea, un eletto di tunnel Caino, perché è stata trovata una meridiana bellissima, non so se l'ho messa un'immagine, no, non l'ho messa, è bellissima dagli studiosi di Napoleone. Quando Napoleone andava in Egitto hanno visto dei pezzi di un oggetto e detto meridiana, l'hanno disegnato subito, il giorno dopo non c'era più, perché gli arabi hanno visto, hanno detto, oh, quelli sono interessati, perché dopo gliela vendiamo, però non ha trovato. Esiste solo un biennio quelli molto bello pubblicato nel 1820 e questa meridiana era della moschea di Turco. Questa è un'altra, praticamente questa è ovviamente questa è di picco antico, dove c'è la rovina della moschea e il minareto della moschea di Hakim, dove esisteva una meridiana che è il museo che è una di quelle da cui abbiamo preso l'ispirazione per fare quelle che sono state. Questa invece è questa qui è complicatissima, sa anche delle Roma, è la meridiana più bella e più complicata costruita del Medioevo. Da noi, in questa epoca qua, c'era Dante Alighieri, eravamo verso il 1320, e qui invece facciamo delle cose calcolate alla perfezione. Io ho fatto e qui ci sono curve, delle preghiere, qua ci sono un fracasso di curve, ed è la prima meridiana al mondo in cui c'è lo stilo polare, perché l'ha inventato lo stilo polare e se ne è accorto proprio questo si chiamava Al-Shakir, quello che ha fatta, l'astronomo, che ha pensato che con uno stilo polare l'ombra dell'intera asta poteva segnare l'ora in quelle che noi chiamiamo ore moderne, che allora erano ore astronomiche. Questa meridiana però è così complicata che la gente non poteva capire e era soltanto al servizio dei matematici, chiamavano così, o degli astronomi delle moschee più importanti, che si chiamavano Muwaqin. E le moschee più importanti, che erano anche scuole, avevano degli astronomi non specializzatissimi, ma che sapevano calcolare le meridiane, calcolare le tabelle, calcolare le ore, usare l'astrolabio per calcolare le ore del turno e così. Dove era sistemata questa? Ecco, questo è il minareto della grande moschea di Damasco, che si può analizzare, sono moltissime immagini in internet. La meridiana era sistemata qua sopra, in questa balconatina, e qui potete vedere un'immagine, questo è molto brutto perché questo è un film non l'ho fatto io, di una giornalista americana che è andata su e ha filmato la meridiana che voi vedete qua, che è quella di prima, guardate come è fatto questo rumore, allora, è questo qui, e là in fondo si vede il grande cortile della meridiana. Questa meridiana nel 1870, giù di lì, un astronomo ottomano disse: ma è messa male, aggiustando l'ha rotta tutta. Allora dopo l'hanno ricostruita, aggiungendo anche alcune linee che non c'erano più. Una copia di questa la stanno facendo gli americani e devo mettere in un parco in Arizona. Stanno facendo una copia di questa. Queste sono altre meridiane che si trovano, queste si trovano, chiamiamo islamiche, che si trovano. Adesso vi devo fermare un momento per passare dall'islamica alle ottomane. Verso il 1330 più o meno i turchi arrivarono, invasero e occupavano il potere di tutte le nazioni che si erano un po' disperate alla religione islamica, parliamo della Turchia, della Siria, dell'Egitto, di tutta l'Iraq, l'Iran, eccetera. E prese il potere il primo imperatore dell'impero ottomano, che si chiamava Otman I, il piccolo italiano Otman I, da cui il nome ottomano è l'impero ottomano, l'impero turco. Quando noi pensiamo a Mameli turco, i turchi, i saraceni che venivano nelle nostre coste, pensiamo a quelli
dal 1300 in poi, perché quelli prima erano rapidi, erano un po' più civili di questi, un po' meno quelli, non venivano a prendere la gente per vedere la schiava, diciamo. E verso il 1300, 1310, dal 1300 al 1400 furono inventati in Europa gli orologi da torre. Dante ne cita uno che lui ha visto nel 1310 a Milano, da sempre, perché non si vedevano, non aveva parlato, non aveva ascoltato. I primi orologi da torre si diffusero dal 1300 al 1400 in tutta Europa in maniera velocissima. Dato che gli orologi da torre indicano un tempo costante, cioè il loro è un apparato meccanico e indica intervalli di tempo costanti, cambiavano i sistemi orari, quindi passavano al sistema orario attuale che è di 24 ore al giorno. In Italia poi aveva le ore, cominciavano a tramonto, in Europa no, ma lo stesso era sempre le ore uguali. E questo gli orologi si diffusono non soltanto a noi, ma anche nel Impero Ottomano, che erano civili, c'era la guerra agli austriaci con le loro cannoni, bombarde, navi, avevano una civiltà come la nostra, anche se costumi diversi. Si diffusero anche lì e allora, a causa di questo fatto, quasi tutte le meridiane che c'erano furono buttate via distrutte e non sono rimaste pochissime meridiane. Questo allora perché? Perché per evitare le ore delle preghiere, questi buati, che erano astronomi, cominciavano a compilare tabelle in cui dicevano per la tale città la preghiera del tal giorno, del tal mese, la preghiera del pomeriggio si deve fare alla tal ora. Poi per preghiera del pomeriggio non ho detto, anche questo è un particolare, come deve essere l'istante per preghiera del pomeriggio, come deve essere calcolato. Voi immaginate di andare aperto di fuori, è mezzogiorno, a mezzogiorno ricordate la vostra ombra. Poi prendete la vostra altezza, raggiungete la vostra ombra. Quando nel pomeriggio la vostra ombra avrà raggiunto questa lunghezza, è uguale, ripeto, ombra a mezzogiorno, che è la più corta, più la mia altezza, quello è l'istante in cui cominciare la preghiera del pomeriggio. Quando diventa 2 volte la lunghezza del mezzogiorno più 2 volte l'altezza, lì deve finire e finisce il periodo per recitare questa preghiera, è il secondo asso. Quindi è un metodo complicatissimo, però è dal 700, non 700, mica 1700, quindi 1300 anni che viene utilizzato e calcolato in questo modo. Scusa Gianni, ma se uno è basso uno non Guarda, la tua altezza più la tua ombra. Che sia alto così, alto 8 metri, è sempre l'ombra di 8 metri, prendiamo un palo alto 8 metri, la sua ombra mezzogiorno ha certa lunghezza, più 8 metri, ma non abbiamo tutti i proporzioni, abbiamo 40 centimetri, è un metodo strano, ma quindi è chiaro che fin dal 1000 arrivano i metodi matematici adesso usando la trigonometria esterna per calcolare questi tempi esattamente. Quindi questo ripeto con l'orologio ottomano. Allora le meridiane più o meno verso il 1300 cominciano a buttare via tutto. Però dopo le meridiane prima, come ho detto, erano le nostre e venivano utilizzate dal personale specializzato. Perché? Perché il povero fedele che era analfabeta, ignorante, era noi, che era il 98-99% degli analfabeti, non riusciva a leggere le meridiane, non lo capiva. E dal 1000 più o meno verso il 1500 cominciavano a costruire delle grandi città dell'impero ottomano, parlo di Istanbul, del Cairo, anche altre sono niente, cose del genere, cominciavano a costruire delle meridiane per uso del pubblico. Perché per uso del pubblico? Perché così il fedele che girava per la strada di fianco alla moschea poteva vedere, guardando l'ombra, quanto tempo mancava per la determinata preghiera. Ma come faceva il tempo? Nel tempo c'era un orologio che diceva, l'orologio della torre che diceva adesso sono passate le 3, mancano 25 minuti, quindi manca mezz'ora prima delle 4 e l'ora della preghiera. Oggi, perché fra 3 mesi è tutto diverso, l'ora cambia. Quindi il tempo lo misuravano con gli orologi, però l'istante lo misuravano, lo utilizzavano con quelle meridiane di cui voglio darci indicazioni. Questa è una che si trova ancora nella città del Cairo, il numero che adesso io sono 5 meridiani in un'unica piazza che vanno così, sono totalmente conquistate.
di area. Questi sono, ecco, le meridiane da quel periodo lì, diciamo dal 1500, ne furono costruite tantissime, vengono chiamate ottomane. Perché ottomane? Perché furono costruite sotto l'impero ottomano e in particolare nelle città di Istanbul, Cairo e così via. Più o meno ne restano ancora circa un centinaio. A Istanbul credo ce ne siano da 40 a 50, le altre sono sparse in città del piccolo città della Turchia o al Tago o nei musei. Queste sono meridiane esistenti adesso, no? Questa è, direi, nel palazzo del Top Cati. Qui indica delle ore che mancano al tramonto, però sono queste curve qui che danno l'indicazione delle ore della preghiera del pomeriggio. Qui ce ne sono, non devo guardare, ce ne sono troppe di righe, così via. Però qui vedete che anche qua, nonostante fossero incise su un muro grezzo, usavano anche loro un po' di ornamenti, diciamo così, che non ci sono più, non so se fossero loro. Perché io ho un libro in turco, ma non so il turco, quindi non ho potuto leggere se era e non ho trovato da nessuna parte che sono motivi. Questa è un'arte molto bella, che indicano gli istanti delle preghiere antibariche. Questa qui è la linea, quando l'uomo è cade sull'ultima, indica che comincia quello gli istanti in cui bisogna cominciare a pregare per la preghiera del pomeriggio, e le altre sono 20, 40, 60, 80, eccetera, minuti prima. Quindi quando è qui, l'uomo è qui, mancano ancora 40 minuti prima dell'inizio della preghiera. Voi potete vedere qui, c'è Cotti, penso che sia solo lui, c'è l'arco, qua c'è scritto As. E questa lettera, che è la Sad, direi, che è la seconda lettera S, è allungata, e questa pian piano si è trasformata in una specie di scatolina che hanno messo sopra a molte linee per indicare che la parola è stata abbreviata in questo modo, con una specie di scatolina che si trova sulla linea incisa sulle linee per far prima. Questa è una meridiana con piccioni, come sono anche da noi, sempre a Istanbul. Questa è una meridiana molto complessa, molto bella. Qua la fotografia dice quello che dice, però qua c'erano dei fumetti, voi potete vedere qua su, e i fumetti, nei fumetti c'erano i simboli dei segni zodiacali, perché qua ci sono dei termini di segni zodiacali come troviamo anche nelle nostre meridiane, e qui ci sono tantissime linee di preghiera. Questa è una di quelle che abbiamo copiato vuol dire ci siamo ispirati a questa qua. Qui ce n'è un'altra. Questa è quella che è stata presa dal precedente, questa qui sembra diversa perché non abbiamo messo tutte le linee, perché per io non conosciamo assolutamente le linee. Infatti capire questa qui ci fa molta fatica, anche vedendo la fotografia fatta bene, è anche un esperto. Io ho trovato libri anche di autori molto noti, uno che è Girò, che ha sbagliato sulle queste linee di queste preghiere. Non sapeva cos'era, ha detto che era una certa cosa, invece era un'altra. Insomma, questa è una di quelle che ho messo, non vado a spiegarla perché l'ho spiegato per la tabella di fianco. L'unica cosa da dire, ecco qua, almeno per indicare le cose. Ecco, qui abbiamo questa linea, per esempio, quando l'estremo dello stilo cade su questa linea, devono passare, ecco, vuol dire che mancano 14 ore prima dell'inizio dell'alba. Quindi in una meridiana utilizzano una meridiana anche per fare questo. Quest'altra mancano 6 ore prima dell'inizio della preghiera della notte. Quando la notte e quindi dopo usando l'orologio eccetera. È ovvio che queste cose qua non servono più adesso. Adesso gli islamici usano nei giornali tutti i giorni, sono pubblicate le tabelle delle preghiere, e esistono degli orologi o svegliette che ve lo dicono, o orologi tipo Casio che vi dicono ogni giorno la preghiera e così via, dov'è, ve la dicono anche, fa suonare, fare un po' i venti, cioè sono delle cose da
ed è come l'elettronica che si è persa anche nel Poi questa è una Morchea, è la basilica di Santa Sofia, trasformata in moschea nel 1453, più sotto, e questa è una bella meridiana che è su una delle pareti esterne della moschea, e questa qui è quella a cui ci siamo ispirati nel secondo foto. Questa è quella che avevo messo all'inizio, e anche questo le linee delle preghiere sono, non vado più avanti, non vi spiego perché poi non so neanche se il tempo è già passato, quindi altra che deriva da questa. Alla fine le tre, un po' di pubblicità, non è male. Questa invece è, allora voglio dire una cosa, quelle tre meridiane che sono state costruite qui sono le prime meridiane verticali di tipo islamico ottomano costruite negli ultimi 2 secoli in Europa, in Italia sicuro, in Europa e penso anche nel mondo. Dopo di quella è stata costruita questa, che è stata costruita da un amico a Brema, nel nord della Germania. Un'altra meridiana invece di tipo ottomano orizzontale, che sono più facili, è stata costruita all'Altarno ed è in un parco di una città dell'Arizona, di Fairfax, da un americano, non siamo sentiti anche. Qui invece c'è l'amico Derreta, che è stato l'esecutore vero della meridiana, perché io ho partecipato neanche per telefono per NRI, quindi invece ci sono sempre Zorze Nord ed Eleta che devo ringraziare, e qui Pantanale ed Eleta. Abbiamo finito questo qua.